Ridere fa bene, anche, anzi forse ancora di più per chi vive situazioni di malattia. Anche per questo, per il 6° anno, un gruppo di imprenditori e professionisti trevigiani promuove una serata di cabaret a favore dell'Advar e della Grande Casa Cooperativa che assiste persone in difficoltà a Sesto San Giovanni. Giovedì sera saranno sul palco del Teatro del Monaco alcuni degli artisti di Zelig. Ecco un piccolo anticipo sul programma della serata. Vi proporremo innanzitutto di fare un sacco di risate a teatro con questa serie di comici che da 6 anni a questa parte partecipa a questo evento che si intitola Quando ridere fa bene. Sarà una serata a cast, la falsariga potrebbe essere quella di Zelig, tanto per capirci, un comico via l'altro, saranno presenti Angelo Pisani, Pari e Dispari, Katia Follesa, Enrico Bertolino, Deborah Villa, Max Pisu, Marta e Gianluca, Nuzzo e Di Biase, Andrea Di Marco, Fausto Solidoro, spero di non essermi dimenticato di nessuno, questo per garantire un paio d'ore almeno di sane risate a fin di bene, nel senso che poi il tutto verrà devoluto a Advar, che è un'associazione del territorio che si occupa di ospitare malati terminali, e la Grande Casa, che è una cooperativa di Sesto San Giovanni che si occupa in genere di accoglienza e fragilità. Dal 2012 sono stati raccolti 110.000 euro, interamente donati in beneficenza, in gran parte a sostegno dell'ampliamento dell'hospice Casa dei Gelsi. Il punto sui lavori con la presidente di Advar. Posso con grande gioia e soddisfazione dire che stiamo camminando verso la conclusione dei lavori, cioè verso il traguardo. Ecco, stiamo lavorando con grande lena, veramente, e ci sono arrivati dei contributi, chiaramente ne abbiamo bisogno ancora di contributi proprio per poter arrivare alla fine, però veramente credo che quest'anno segnerà l'apertura, penso, della nuova ala della Casa dei Gelsi. A collaborare all'iniziativa anche Centro Marca Banca, nell'ottica di una comune aspirazione solidale, come spiega il vicepresidente Elio Tronchin. Questa banca, come credo nel territorio dove noi siamo presenti, siamo molto vicini alle persone, siamo molto vicini alle loro necessità, alle loro esigenze, non solo da un punto di vista economico, finanziario, ma anche da un punto di vista umano. Advar è una delle associazioni, anzi è l'associazione in questo territorio, nella provincia di Treviso, che è più vicina alle persone in difficoltà, alle persone che stanno vivendo gli ultimi giorni della loro vita, e per noi essere vicini con un aiuto anche economico credo sia un orgoglio, sia anche un'esigenza poi che questo territorio ha, e soprattutto nella fase di completamento della struttura è diventato anche un bisogno, e quindi riteniamo che il nostro dovere deve esserci, ce lo sentiamo, e sarà così anche quando si presenteranno altri momenti di difficoltà come questo. E l'obiettivo della serata è quello di dare vita ad un vero e proprio festival della comicità a fini solidali. So che avete diverse la grande casa, sì, per esempio, casa, sì. cioè, ma voglio dire, gente con i problemi. Ma tutti i tipi di problemi, voglio dire. Generalmente sì. Perché io ho una lista bella lunga di problemi. Cioè, non si direbbe. Non si direbbe? No. Perché non hai conosciuto i miei genitori. Ma mi perdoni, ma lei perché è qui adesso? Io volevo fare un provino, se possibile, qui, magari qui avete un posto letto, per un posto letto, se ce l'avete un posti letto, qua siamo in una banca. Anche un posto sedia, chiedo al vicepresidente, c'è un posto anche un posto sedia, se c'è un posto sedia, un posto sgabello.